La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Telespettatori di TVM Palermo, è un piacere ritrovarvi ancora una volta per parlare di calcio dilettantistico. Vi ricordo che ieri abbiamo parlato di Serie D ma anche di eccellenza, mentre invece nella puntata di oggi, quella del giovedì, lo spazio è dedicato interamente al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Pertanto iniziamo subito ed iniziamo con il girone A del campionato di promozione. Oggi va in scena Camporeale Marineo. Siamo pronti per partire. Ecco il primo pallone, ce l'ha il Marineo con Peppe Duro. Palla subito messa in rimessa, preparata come in spiaggia da parte di Maggio, che va subito in porta, destro interessante! E fa un golato incredibile! Lo avevamo visto prima! L'aveva preparata quasi da spiaggia questa punizione. Va in porta e fa un gol clamoroso Maggio. Calcio d'angolo, serio, la mette in mezzo, palla che scorre, opportunità ancora col tacco! Segna Pellegrino, proprio il più fischiato dal pubblico del Camporeale, segna di tacco Pellegrino. Incredibile, il calcio è veramente strano. Va Velardi con Loduca, calcia il 9, Velardi, paratissima di Loduca, ancora Velardi, la palla dentro, Volpe, Velardi ha recuperato un altro pallone, può dissedersi ancora il numero 9, palla dentro ancora per Mercanti, fa 4-0 per il Marineo. Ancora Batejev contro 3 uomini, prova a recuperare, l'ha recuperata il Marineo, finisce qui adesso sì, 4-0 per il Marineo. Vittoria netta e pesantissima per l'Alcamo nella 21esima giornata del campionato di promozione. Al comunale di Casteltermini i bianconeri di Mister Virga si impongono per 4-1, rimbaltando una gara che si era complicata nel primo tempo e confermando il secondo posto in classifica. L'avvio di gara è equilibrato, ma al 27esimo del primo tempo è il Casteltermini a sbloccare il risultato su calcio di rigore con Noto, che infatti è freddo dal dischetto e batte l'estremo difensore alcamese, portando in avanti i padroni di casa. L'Alcamo accusa il colpo, ma riesce a limitare i danni andando a riposo sotto di una rete. Nella ripresa, però, cambia completamente la musica. L'Alcamo rientra in campo trasformato e dopo appena 2 minuti trova il pareggio. Spina pennella un cross preciso dalla corsia laterale e Lentini svetta di testa superando il portiere Costanza e firmando l'1-1 che riapre il match. Dopo il gol, l'inerzia della partita si sposta definitivamente dalla parte degli ospiti, complice anche il momento nero del Casteltermini. Tra il 7° e il 13° della ripresa, infatti, la squadra di casa resta in 9 uomini per le espulsioni di Polito e Giuliano Edoardo, entrambi fermati per doppia ammonizione.
Con gli spazi che aumentano, l'Alcamo prende il controllo totale della gara. Il sorpasso arriva al 31esimo sul calcio di punizione con Pulizzi che trova la traiettoria vincente. 5 minuti più tardi è Rosone, sempre da fermo, con una punizione all'interno dell'area di rigore, a firmare il 3-1, mettendo una seria ipoteca sul risultato finale. A tempo ormai scaduto arriva anche la doppietta personale di Lentini, che deve solo appoggiare il pallone a 2 metri dalla linea di porta dopo l'assist al bacio di Riccobono. È successo che abbiamo fatto quello che non dovevamo fare, lanciare i palloni, che non è quello che io amo in una squadra, è su un pallone nostro, lanciato nel vuoto, una ripartenza, e hanno fatto l'1-1. Poi da lì in poi c'è un'altra partita. Nonostante l'inferiorità numerica, il Castel Termini ha fatto sicuramente un grande primo tempo. Infatti meritavamo sicuramente di perdere nel primo tempo. Poi il secondo tempo gli episodi sicuramente ci hanno dato ragione. Merita a questi ragazzi che comunque lavorano sempre in settimana come dei veri professionisti, quindi ci giochiamo quello che magari inizialmente era impensabile, però la società è forte, ci fa stare bene, non ci fa mancare nulla e quindi daremo fino alla fine, tenteremo di fare del nostro meglio. Io non sono tipo di trovare alibi, non sono persona che dico mi dispiace questa cosa, però ha iniziato a sbagliare, molto probabilmente alla fine non era più una partita ma era un noi contro lui e lui contro noi. Mi dispiace per il pubblico, mi dispiace per i ragazzi che in 9 fino all'ultimo hanno tenuto la partita a galla. Mi dispiace, anche perché avevamo dimostrato nel primo tempo di aver in lungo e largo tenuto la partita, meritavamo un altro gol. Mi dispiace perché è finita così, è un epilogo che non mi fa piacere, perché c'è il proseguo delle partite, ci sono altre partite da affrontare, adesso avremo un po' di squalificati, ma va bene così. Sicuramente la classifica dice qualcosa di importante, però non voglio creare pressione a questi ragazzi perché è una squadra veramente giovane. Forse la nostra forza è non dare pressione a questi ragazzi e tutta questa gioventù che abbiamo in rosa. Otto vittorie consecutive da una parte, la capolista del campionato dall'altra. Serve aggiungere altro? Sì, noi lo aggiungiamo. Perché se il campionato fosse iniziato il 15 novembre, oggi vedremmo prima contro seconda. E invece li vediamo in questo campo, una contro l'altra, adesso. Da una parte l'Atletico Partinico, una squadra che da metà novembre ha cambiato totalmente marcia, conquistando ben 30 punti, un ritmo da vertice assoluto, trascinata anche dai gol di Cannavò. E oggi arriva a questa sfida con un dato che fa rumore: 8 vittorie consecutive. Dall'altra c'è l'Aragona, attuale capolista, e non per caso, perché comunque dal 15 novembre in poi avrebbe comunque mantenuto il primo posto con ben 31 punti. Numeri da squadra solida, continua e concreta. E davanti hanno il bomber, il capocannoniere del girone A di promozione siciliana, Rosario Genova, con 17 gol in 19 partite. Eccoci qua signori, è partita Atletico Partinico Aragona, con i capolisti subito in possesso palla, ma subito palla recuperata dall'Atletico, con il solito drago. Può avanzare lui, Vizzo Sero centrale, eccolo il numero 8 che d'esterno deve ricominciare da Lindner. Ancora Vizzo Sero, scambiano i due sudamericani. Paradiso, preferito a Cusumano in questa sfida, un signore con un mancino particolare. A proposito di qualità, c'è Vizzo Sero che ha accelerato, vuole il pallone dentro ancora per York, è arrivato Messina con destro, tre piedi con il destro, conclusione forte, Diouf respinge in calcio d'angolo. Palla lunga a cercare ancora Perricone, deve allontanare in angolo Priolo, si ripartirà da calcio d'angolo.
Genova, bella ancora per Namio, Lindner, Drago qui l'ha recuperata, può ripartire in contropiede ancora Vizio Sero, non c'è nulla, adesso tre piedi, occasione per l'Aragona, dentro ancora c'è Namio, fuori, incredibile! Lì per tre piedi, no Luca, il passaggio ancora in area per Zammito, 1 contro 1, va Zammito, vuole mettere in mezzo questo pallone col sinistro, arriva Namio, attenzione, calcio di rigore per l'Aragona. Tre piedi contro Diouf, 63esimo, va a tre piedi con il destro, 1-0 Aragona, la sblocca il 10 che fa 1-0 e adesso palla allargata, nuovamente lunga qui, Battimili che è entrato con molta foga, forse troppa, ancora Maranzano, dentro da York, prova a girarla, Cannavo in area, Cannavo! Va Benjamin. Palla lunga, c'è Perricone, c'è anche Cannavò, svetta alla grande ancora, che partita dei due centrali dell'Aragona. Allora Diouf tenta addirittura il destro da lì, complicato, e occhio a Messina. Vediamo se la mette in mezzo, c'è Perricone solissimo, incredibile, che occasione che ha avuto lì. Altra palla lunga, svettata, attenzione l'opportunità perché c'era proprio Diouf lì. Vizio Sero, svetta lui, ancora Lindner col destro, palla che va fuori però, palla lunga, vediamo chi arriva, c'è ancora il colpo di testa qui di Benjamin, strepitosa la parata di Priolo, finisce qui però, l'Aragona batte l'Atletico Partinico e vola sempre di più verso l'eccellenza. E dopo il girone A, adesso è la volta di presentare il turno domenicale del girone B. Ventunesima giornata del campionato di promozione girone B, il Lascari Cefalù, capolista incontrastata, ospita la Futura in una partita da non sbagliare per mantenere un buon vantaggio sulle più immediate inseguitrici che sono Villafranca, Orlandina e Nicosia. Parte forte la squadra di Comito che prova subito la conclusione con Mosciolo dalla distanza, palla sul palo e poi la ribattuta sul fondo da parte di Justice che grazia la Futura. Poi al 6° minuto giocata sulla sinistra di Danny Mosciaro che si libera poi a tu per tu con il portiere, apre il piattone e trova la rete del vantaggio e non poteva che essere Danny Mosciaro a sbloccare la partita al 6° minuto di gioco. Futura che va dunque subito sotto, ma sarà l'inizio di un pomeriggio da incubo per la squadra ospite, perché al quarto d'ora, dopo questa iniziativa, dopo questa azione insistita e diversi salvataggi da parte della difesa ospite, la palla arriva all'improvviso come di consueto a Danny Mosciaro, il quale come un magnete con un pezzo di metallo trova il pallone, lo scaraventa in rete e al quarto d'ora è già 2-0 per il Lascari Cefalù, trascinato dal proprio bomber. Alla mezz'ora cenni di ripresa da parte della Futura che attacca con insistenza sulla destra, la palla arriva al centro dove c'è Tranchita, ma Mario Mammano dimostra perché è uno dei giovani portieri più forti di tutta l'isola. E allora dall'altra parte reagisce, si riscuote il Lascari Cefalù che proprio un minuto dopo con Cotugno si presenta a tu per tu col cortiere ma sparacchia sopra la traversa. Poco prima della fine del primo tempo c'è un'altra opportunità per l'ex giocatore della super giovane Castelbuono che di testa non trova i pali. Con le immagini passiamo al secondo tempo ancora con il Lascari Cefalù che attacca dopo qualche secondo dal fischio di ripresa del gioco. Ci pensa Bocciuei, tutto defilato a impegnare Domianello, il portiere della Futura, portiere che però 2 minuti dopo non può davvero nulla con la conclusione vincente per il 3-0 ancora di Mosciaro, tripletta personale per il bomber del Lascari Cefalù che si riprende tutta la scena del mondo e dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa segna il gol numero 3. Passa un altro paio di giri di lancetta e Cotugno
dimostra di non essere totalmente in giornata, ma passa ancora qualche secondo. Mocciaro scatta sul filo del fuorigioco, salta Domianello e deposita nella porta vuota. 4 gol dell'Ascari Cefalù, 4 i gol di Danny Mocciaro in 51 minuti, pomeriggio da incorniciare per il bomber dell'Ascari Cefalù, che però non si ferma qui. Passano altri 5 minuti, Fazio guarda la porta leggermente sguarnita e con un gran destro batte ancora Domianello e il 5-0 è la griff, è la firma forse più elegante dell'Ascari Cefalù, che insiste. E dopo 3 minuti, al minuto 59, palla scucchiaiata da Justice Bossuet che mette in mezzo, e questa volta Cutugno davvero non può sbagliare. Si sblocca il giovane attaccante, 6-0 per il Lascari Cefalù, ma passano altri 4 minuti, siamo al 63esimo. Azione in verticale, tutto facile per la squadra di Comito, che con Bossuet si presenta davanti a Domianello, realizza la 7ª rete. C'è gloria anche per il giocatore africano che si iscrive all'elenco dei marcatori, ma al minuto 90, ultima azione della partita, ultima palla gol della gara, ci pensa il giovane Gesani, anche lui tutto solo, a tu per tu con Domianello, finisce 8-0, il Lascari, anche in virtù dei risultati degli altri campi, allunga sulle più immediate inseguitrici. Un altro 4-0, stavolta sul Mascali, vale il sorpasso sull'avversario di turno e il rientro nella zona sinistra di classifica. Il recupero di Maletto, sospeso per condizioni meteo avverse una settimana fa, con appena 5 minuti di gioco effettuati, registra la seconda vittoria di fila in casa del Bronte, il quarto risultato utile consecutivo e una chance playoff nuovamente pronta a rinascere. Vittoria dedicata a Peppe Sciacca per gli amici Boateng, sostenitore brontese venuto a mancare nei giorni scorsi. Osservato un minuto di silenzio in sua memoria, calciatore di casa con il lutto al braccio. Locali subito in avanti, punizione di Reale, Ruffino non aggancia. Dall'altro lato, Capitano Refice, Piazza e Ciraldo chiudono gli spazi a Licciardello, come Reale e Caruso che apparecchiano il contropiede dell'1-0. Parte Ruffino, servizio per Saccullo che scarta Vecchio e mette in rete al 17esimo. Per Saccullo è il 12esimo gol stagionale. 4 giri di lancette dopo, Spitaleri si conquista una punizione, la calcia San Filippo, pallone che gira e che vale il bis. Per il centrocampista, quarto gol in campionato, quinto complessivo, compresa Coppa. Caruso sugli sviluppi d'angolo e respinta di Vecchio non trova il tris per un salvataggio sulla linea, mentre Saccullo, centralmente, calcia sul fondo un assist di Reale poco prima servito da Ruffino. Il Città di Mascali, già in 10 per il rosso diretto a Villani, a poco dall'intervallo, finisce pure in doppia inferiorità numerica per doppio giallo a Locastro, che trattiene una discesa di Caruso. Nella ripresa il Bronte, con 2 uomini in più, controlla così senza problemi e sfiora diverse volte la rete, oltre che violarla 2 volte. Andiamo con ordine. Episodio da possibile rigore in avvio. Spartà, Ruffino e Saccullo lanciano San Filippo, su di lui forse una sgomitata ma niente rigore. Al sesto, Reale su punizione, sporcata dalla barriera, che fa impennare il pallone, fissa il punteggio sul 3-0 e la chiude definitivamente qui. Per Reale è il terzo gol stagionale. A seguire Spartà su cross di Caruso, sfiora di testa il montante, siamo al quarto d'ora. Stesso destino per Piazza, ma con un tiro da fuori e grazie a un calibrato sinistro. Mentre su apertura di Refice e duetto Reale-Piazza sulla destra, nessuno è pronto alla tap-in per incrementare il bottino. Il tutto mentre il Bronte concede spazio attraverso il tecnico Gianluca Catania dalla panchina a merito Sottosanti, Montagno, Strace e Meli per quel che resta da giocare. Qui vediamo proprio Strace e Meli sfiorare il poker intorno al 20esimo. A realizzarlo è Ruffino al 25esimo e c'è la firma nell'occasione di 2 neoentrati, Greco prima e Strace poi. Per il centravanti che supera in uscita il portiere avversario è il terzo gol stagionale. Finisce così 4-0, adesso l'ultima settimana di riposo del campionato di promozione e appuntamento per il Bronte sabato 21 a Mister Bianco per iniziare l'ultima parte del girone di ritorno di fronte a una squadra in lotta per la salvezza.
Al prestiti Gela l'Agragas va a caccia di continuità dopo il netto poker casalingo rifilato al Comunale di Aragona alla Sommatinese. Di fronte a una Vigor Gela fanalino di coda del girone, ferma a 2 punti in classifica e ancora alla ricerca di una svolta in una stagione fin qui estremamente complicata. Percorso ben diverso per il gigante che ha collezionato 42 punti e continua a presidiare le zone alte della graduatoria. E insomma una sfida che sembra sorridere all'Agragas, che si schiera con questo 11 dal primo minuto: Manna, Tavella, Cipolla, Messina, Vizzini, Gatto, King, Jama, Marrone, Vitelli e Tripoli. Voglio allora raccontarvi del film del primo tempo. La gara inizia come la carta l'aveva presentata a 4 minuti di gioco. Subito Agragas mancino dalla distanza di Jama, che però la mette nettamente sul fondo. All'8° sempre il gigante Vitelli trova il passaggio giusto per mandare in profondità Marrone. Il tentativo di inserimento è quello giusto, il diagonale, quello vincente. L'Agragas sblocca il risultato poco prima del 10° minuto, 0-1 sulla Vigor Gela. Al 9° ancora la formazione ospite, apertura di Gatto che manda a destra Marrone, l'autore del gol del vantaggio, cerca il cioccolattino per Tripoli che di testa la mette d'un soffio sul fondo. Al 16° all'improvviso padroni di casa, il pallone per Ubeda che va a calciare dalla distanza, mette il pallone di poco al lato del palo. Minuto 18 arriva il colpo di genio, l'imbucata di Jama per Gatto che difende il pallone, scarica questo bolide col destro e la mette in porta. 0-2 del gigante. Che gol quello di Gatto su un assist meraviglioso di Jama. Ancora una volta un colpo della formazione biancazzurra che al 24° cerca il tris con Gatto che stavolta cerca e trova Tripoli sul centrodestra. L'inserimento in area di rigore, provvidenziale l'uscita da parte di Marino. Minuto 33, ultima occasione della frazione firmata Vigor Gela, palla per Jodar che calcia, para in 2 tempi Manna. Finisce così la prima frazione, Vigor Gela 0 Agragas 2. Il gol all'8° di Marrone ha aperto le marcature, il gol di Gatto al 18° ha aumentato le distanze. Partiamo con il film della ripresa, subito Vigor Gela da Manier per Cifuentes che calcia in bocca a Manna. Al 50° Agragas cambio, entra Rizzo per Vizzini. Al 58° tocca a Ferotti. 65° cross dalla destra di Messina, il pallone carambola in qualche modo su Vitelli che la mette sul fondo. Minuto 70, l'Agragas cerca ancora il gol, cross dalla destra sul secondo palo per Jama, la rimette dentro per cercare King di testa, il servizio su Marrone chiuso alla difesa, King recupera, viene esteso e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cipolla che può fare 0-3 ma si fa ipnotizzare da Marino che si prende la scena parando il calcio di rigore. Bravo a intuire le intenzioni del capitano dell'Agragas. Minuto 83, gran sventagliata di Gatto per Tripoli, l'ingresso in area di rigore del numero 11 infermabile, arriva la conclusione troppo centrale però per abbattere Marino. Minuto 80, entra Nobile per Tripoli. Minuto 89, calcio di punizione di Gatto che cerca la doppietta, trova solamente il palo, clamorosa carambola che poi non premia l'Agragas che cerca comunque al 91° il gol del 3-0, colpo di testa di Jama sul fondo. Termina così la gara, Vigor Gela 0 Agragas 2, non fallisce il gigante la trasferta. Doppio appuntamento di penalty sul canale 19 di TVM Palermo, il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui, penalty, emozioni fino all'ultimo sì, penalty, ogni istante magia, penalty, la vittoria è energia. Il bel passo del nuovo tecnico Diego Giuffrida saluta la Coppa Italia e da adesso punta dritto al campionato che ripartirà il 21 febbraio. Il Santa Venerina espugna il Lucio Parino dopo l'1-1 dell'andata e si qualifica ai quarti di finale del Memorial Orazio Sino. Bel passo già aggravato dalle pesanti assenze di Inserra e Luca, pure con un uomo in meno per un'ora abbondante. Giuffrida, subentrato all'esonerato Manca all'indomani dello scivolone col Valdinisi in campionato, si affida quasi allo stesso 11 del predecessore, giocandosi le carte Mascali in difesa, Barberi e Giuseppe Marino in attacco. La falsa partenza, cioè una punizione trasformata da Sinatra, rappresenta una macchia alla partita che i biancazzurri proveranno con tutte le forze, pur senza clamorose occasioni da gol, a raddrizzare per trascinarla ai rigori. Qui il primo cenno di reazione con Calì, Tomarchio, Castelli, un cross di Marino, una riconquista di Cucinotta da fuori area e un assist a centro area per Di Perna che però non viene letto da nessuno. Poi una chance di rilievo,
Calì in pressing, il segnale che il Belpasso è entrato in partita. Castelli che sferra un diagonale da 20 metri e una palla che sa di pareggio e di incoraggiamento. Poi Mascali per Castelli e Barberi, si azionano le punte, i rossoblù ospiti rispondono e allungano verso il fondo marino, palla indietro per Santonocito e qui scatta un episodio arbitrale non privo di contestazioni per il Belpasso. Il terzino a contatto con De Leonardis, frana a terra e già ammonito, vede sventolarsi al 30° un altro cartellino che certamente farà discutere. Insomma, l'arbitro Piccitto lo espelle per simulazione. Certo, uno straordinario contributo alla difesa del risultato della capolista del girone C di promozione e una botta forse decisiva alle ambizioni dei biancazzurri. Così, finale di primo tempo, Mascali per Marino che timidamente conclude da fuori e intervallo per riorganizzare idee e schemi in vista della ripresa. Si riparte da Di Perna, qui al lavoro a destra, Cucinotta più Tomarchio e quindi non va oltre un tiro dal limite piuttosto prevedibile Barberi che si prepara al cambio con Costantino. Un cambio tra punte, peso per il reparto offensivo e carta belpassese da sfruttare per i restanti 40 o poco più da giocare. Mascali su calcio di punizione, palla fuori, poi al lancio da sinistra per Castelli e qui ecco la seconda chance che se non è nitidissima è rammaricante. Castelli si fa prendere dall'indecisione con Costantino appostato in mezzo all'area. Alla fine solo angolo per il Belpasso. Sulla battuta Tomarchio, la crossa, Macalì trova l'anticipo dell'omonimo avversario rossoblù. E ancora calcio d'angolo, stavolta dal lato opposto. Mascali finisce giù nella mischia, si prosegue. Gabriele Marino in campo da poco per Di Perna. Costantino viene ingabbiato. Da fuori Giuseppe Marino, alto anche qui, per arrivare in porta servirebbe ben altro. Terzo cambio di Giuffrida, Pellegrino per Cucinotta a metà tempo, poi Strano per Milizia verso i titoli di coda. Il Santa Vetrina se la gioca di contropiede e il Belpasso mantiene la freddezza giusta per rimanere in partita sino a lungo recupero, spingendo e spingendo ma senza arrivare alla cognata meta. L'ultima istantanea, questo presunto intervento su Marino da parte di Magri non sanzionato dall'arbitro. Cala il sipario sulla Coppa Italia, adesso obiettivo campionato in casa Belpasso per mantenere la migliore posizione utile in vista dei playoff. C'è l'ultimo quarto di stagione da affrontare a partire da Aci Bonaccorsi, giorno 21. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente mercoledì prossimo alle 15:30, sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a tra 7 giorni.
Anche in questa giornata particolare arriva il nostro appuntamento con il face to face, ovvero conoscere i personaggi del mondo dilettantistico siciliano. Parliamo di calcio chiaramente e vado subito a presentare il nostro ospite di questa puntata speciale. Ex calciatore, uomo di sport, elegante dentro e fuori dal campo. Adesso dirigente calcistico, con le stesse caratteristiche che lo hanno contraddistinto quando faceva il calciatore, ovvero correttezza, lealtà e conoscenza. Con noi Alessandro Bonaffini. Ciao Alessandro, ben trovato. Ti rivedi un pochettino su queste caratteristiche che ho disegnato sulla tua figura? Sì, diciamo di sì, ho cercato di mantenere sempre quello che è il mio stile di vita, il mio carattere, il mio comportamento, ma soprattutto quello che mi ha contraddistinto il rispettare le persone. E da calciatore lo facevi tantissimo. Sì, tantissimo. Ero un tipo che non mi piaceva prendere cartellini gialli, rossi, cercavo sempre di mantenere sempre una certa freddezza e lucidità. E ci riuscivi. Sì, e ci riuscivi. Allora, prima domanda, le domande saranno 7, quindi ci saranno 7 risposte. 7 come il mio numero di maglia. 7 come il tuo numero di maglia, giusto. Allora, hai chiuso con il calcio giocato in un certo senso una decina d'anni fa, anno più, anno meno, ma sei ancora nel calcio. Non ne puoi proprio farne a meno? No, diciamo di no, perché il mio ragione di vita, vivo giornalmente, quotidianamente, minuto per minuto di calcio. Non ne puoi proprio fare a meno? Vorrei, ma non posso, perché credimi, anche io mi sono costruito una realtà nel mio paese che è Niscemi, sì. Niscemi, dove ho un centro sportivo, scuola calcio, si è creato anche lì un ambiente importante. Quindi anche lavorare con i giovani ti piace? Tantissimo, tantissimo. Mi è sempre piaciuto lavorare con i giovani, ma a volte arrivano chiamate dove ti mettono alla prova di confrontarti per vincere qualche campionato. È vero, è vero. Senti, ma un dirigente sportivo secondo te è più solo rispetto al giocatore? Diciamo che il dirigente sportivo deve, diciamo, lavorare su tanti aspetti, perché io che ho fatto il calciatore devo pensare solo a lavorare, a preparare la partita, a cercare di presentarti ai migliori dei modi in maniera fisica e mentale. Mentre invece da dirigente, diciamo, devi lavorare su tanti fronti, no? In questo ruolo mio devi confrontarti con i giocatori, con lo staff tecnico, con la dirigenza, con l'ambiente esterno, con i giornalisti, con i tifosi, quindi è un lavoro più a 360 gradi dove tocca parecchi punti e li devi anche saper gestire. Tra l'altro le decisioni che si prendono spesso e volentieri non sempre sono comprese, o sbaglio? No, a volte si vive, soprattutto noi viviamo tanto di risultati, perché fin quando arrivano i risultati positivi va tutto bene, quando invece arrivano i risultati negativi è lì che viene la forza e la bravura di un dirigente, dove deve trovare l'equilibrio e trasmettere la serenità all'ambiente e soprattutto andare a risolvere il problema del momento negativo. In questo caso l'esperienza da calciatore anche professionista ti ha aiutato? Sì, diciamo, a me mi ha aiutato tanto, perché io sono stato a fare il dirigente in una piazza come Gela, dove ci sono stati anche momenti difficili, però mi ha aiutato perché io sia da calciatore facevo il capitano bene o male è sempre quello che deve fare da parafulmine e aiutare. È un equilibratore. Sì, è vero, è vero. Senti, nella tua carriera tantissima Serie C, tantissima Serie D, ma hai qualche rimpianto tuo personale? Col senno di poi sì, perché mi ricordo un aneddoto così con il mio amico Roberto Boscaglia. Allora io giocavo a Casarano, mi chiamò, mi pregò per tanti giorni dell'estate. Non è che ho rifiutato Trapani, ma con tutto il rispetto a Trapani, certo, mi trovo a Casarano, un'altra bella piazza dove lì ero il capitano, mi stimavano
Non lì- sentivi la necessità di cambiare, diciamo? No, in quel momento no, però col senno di poi era meglio Trapani, perché poi il Trapani fece la Fece quella scalata che andò in portò B, invece a Casarano in Serie D, sì. arrivò il fallimento, quindi Certe volte alcune scelte non nascono di impeto, nascono perché magari vengono ragionate. Forse non dovevi più di tanto ragionare. sì, no, ti ripeto, io sono stato sempre uno che, come non ho mai cambiato a stagione in corso. Quando io do una parola, per me è quella, fino alla fine possono, Questa è lealtà. e soprattutto nelle Questa è difficoltà lealtà. non sono mai scappato via. Questa è lealtà, caro Alessandro. Senti, ma perché dirigente sportivo e non allenatore? Ma uno nella vita deve fare quello che si trova più A proprio a agio. proprio agio. Non mi dispiacerebbe fare l'allenatore perché mi piace leggere le partite, io vado spesso in tribuna perché mi piace vedere dall'alto Si vede la meglio, situazione, si vede meglio. e poi farmi trovare preparato soprattutto quando ci sia il confronto con il tecnico. Forse la parte del dirigente è quella che ti permette più, nella mia mentalità, nella mia cultura, è quella di programmare, no? Quando mentre un tecnico, ahimè, non ha quella fortuna di programmare. Non ha molto tempo a sua Sì, disposizione, perché deve vivono fare risultati. in maniera sbagliata, perché io non la Lo condivido so, questa. però la politica in questo momento calcistica ti porta a queste definizioni. Io mi auguro che possa cambiare questo trend, perché come possiamo vedere che poi alla fine non porta mai nulla, Mai, i anzi, cambiamenti non portano porta mai alla nulla. distruzione della figura dell'allenatore e spesso e volentieri anche al disastro sì, in sì, società. sì, sì. Altra domanda, hai costruito probabilmente tante amicizie che durano ancora a distanza di parecchi anni con i tuoi ex compagni di squadra, di spogliatoio? Sì, io sono un ragazzo che riesco a legare con tutti, soprattutto da calciatore, da capitano, lo faccio anche oggi da dirigente, riesco ad amalgamarmi subito il rapporto con il giocatore, con il gruppo. Lo facevo sempre da capitano, a me piaceva sempre stare a contatto col gruppo, con la squadra, fare iniziative, serate che ti permettevano Diciamo di... che da giovane non eri soltanto un calciatore, eri molto di più. Sì, Molto di più. davo tanto all'interno dello spogliatoio, che poi era quello che mi permetteva poi magari di trascinare un gruppo, e magari era la fortuna per poi raggiungere gli obiettivi prefissati. Senti, una domanda che un po' avvicina anche la tua sfera familiare. Che papà ti senti? Cioè, come vivi i tuoi impegni, chiaramente con insomma, la tua attività calcistica, in questo caso sportiva, nei confronti della tua famiglia? Ma io devo sempre ringraziare mia moglie, perché stiamo assieme da 25 anni e grazie a lei ho potuto fare la mia carriera calcistica in maniera diciamo serena e tranquilla, perché è stata una... È siciliana? Sì, è siciliana, del mio paese. Ok. Lei ha tanta pazienza, mi ha sopportata e sopportata, abbiamo condiviso fortunatamente tantissime gioie, perché abbiamo vinto assieme tanti campionati, perché metto a lei che veramente era quella che sia nelle scelte Ti dava che equilibrio. anche equilibrio durante Ma il una donna, percorso. soprattutto di un atleta, di un calciatore in È modo particolare, è fondamentale. fondamentale quando riesce attraverso le proprie parole, i propri gesti, a dare equilibrio all'atleta e all'uomo. Soprattutto, poi abbiamo una bimba meravigliosa, Si chiama? che è Eva, è bel dolce, è molto affettuosa, con me molto legata. Mi dispiace che a volte gli rubo tanto tempo, perché vado spesso il sabato e la domenica con la squadra, e quindi quando posso cerco di stare insieme a loro. Quanti anni ha? 10 anni. 10 anni, vabbè, ancora insomma assolutamente bimba, Sì, quindi sì. avrai modo anche di godertela col godermela passare ancora di degli più, anni. sì. Allora, chiudiamo la nostra chiacchierata qui nel face to face con una domanda che forse potrebbe anche un po' spiazzare il nostro ospite. Chi butti giù dalla torre in questo momento e chi invece salvi dalla caduta nel mondo calcistico, dato che ti riguarda soprattutto questo sport? Ma in questo momento un po' il sistema calcistico italiano sarebbe un po' da rivedere, perché io credo che se non si fa in fretta a cambiare un po'
la cultura, la mentalità nel sistema, si rischia veramente di distruggere quello che è il nostro calcio italiano, che è stato storicamente, se non il primo, ma uno dei migliori al mondo. Adesso siamo in sofferenza. Oggi siamo in netta sofferenza e mi auguro che a più presto venga cambiato in fretta, ritornando ai vecchi valori e agli uomini di calcio che c'erano. Però quando si parla di sofferenza, Alessandro, penso che sarai d'accordo, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico, l'innesto adesso in maniera così repentina di tanti stranieri ha fatto sì che le scuole calcio anche di piccoli centri soffrano, e quindi praticamente non viene più fuori il talento giovanile, magari per proiettarlo in una squadra importante. Infatti, appunto, il ritorno al sistema calcistico, secondo me si dovrebbe bloccare un po' il numero degli stranieri e dare più possibilità a noi italiani di poter fare quello che tutti noi amiamo, quello che è il gioco del calcio. Allora, questa è la cosa che tu butti giù dalla torre, cosa invece dalla torre salvi da una possibile caduta? Ma io mi auguro di salvare il Ragusa e cercarlo di farlo salvare in maniera serena e tranquilla in questo campionato difficile. Sei un uomo di equilibrio e sono sicuro che porterai a compimento questo tuo progetto e anche il tuo nuovo percorso che ti possa proiettare sempre in maniera più determinata nel mondo del calcio, non soltanto dilettantistico. Tu da ex professionista penso che sia anche una tua ambizione ritornare tra i professionisti. Sì, Ettore, diciamo che quello è il mio sogno che era da calciatore, andare a giocare nei professionisti. Ci sono riuscito con il mio modo di fare, il mio karma, cerco di passo dopo passo, mattone dopo mattone, sogno di andare a fare il direttore nei professionisti e mi auguro di riuscirci con l'ottimo lavoro. E noi te lo auguriamo. Grazie. Grazie Ettore, a te, e grazie sempre per l'invito. Grazie dunque ad Alessandro Bonaffini, uno dei protagonisti del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Doppio appuntamento di penalty sul canale 19 di TVM Palermo, il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Chi vuol vivere per sempre? Io e Freddy, ovvero la nuova opera letteraria di Francesco Santocono. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera, grazie dell'invito. Intrigante, intelligente, ha una scrittura libera che piace tanto. Devo dire di sì, perché affronta alcuni temi che i genitori dovrebbero condividere con i figli, a partire dall'omofobia, dal bullismo, dalla violenza contro le donne, il cattivo uso dei social network, tutti i temi che io faccio ruotare attorno poi a quello che è il perno della storia. Temi che fanno parte un po' anche del momento giovanile vissuto a 360 gradi con tutte le sue caratteristiche negative e positive. Esatto, si tratta di un romanzo in cui il protagonista, anzi i protagonisti, un ragazzo e una ragazza, vivono due vite straordinariamente parallele ma quanto mai simili.
e affrontano il loro problema principale, che poi è la positività all'HIV, in due modi assolutamente diversi, inoltrandosi in dei percorsi di resilienza che sono tortuoso per la ragazza e invece molto, molto bello per il giovane che è circondato dagli affetti familiari. Il problema HIV, che qualcuno potrebbe dire è un po' passato, e invece ancora attuale, presente, e che va sempre comunque controllato. Diciamo che rispetto al passato oggi esistono dei farmaci che controllano la malattia, ma non è affatto passato, anzi l'HIV è in crescita, soprattutto tra i giovani che purtroppo fanno sesso senza prendere precauzioni e soprattutto molto spesso senza conoscere il proprio partner. Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddy, non dico che è un continuo della precedente opera, però c'è un feeling che li lega, o sbaglio Francesco? C'è un filo conduttore, i libri possono essere letti separatamente, certo. Sono due libri assolutamente diversi, chi leggerà il secondo leggendo il primo si ritroverà una evoluzione importante, ma potrà leggerlo anche singolarmente. Il secondo, Chi vuol vivere per sempre, il primo, ricordiamolo, è una specie di magia, sì. Due titoli di grandissimo successo, tra l'altro, con sì, un'operazione anche commerciale insieme al quotidiano La Sicilia, che ha permesso anche una divulgazione ancora più massiccia. Sì, il 1° dicembre scorso, per la giornata internazionale contro l'AIDS, per una settimana una specie di magia è stato in distribuzione con il nostro quotidiano La Sicilia, riscuotendo un grandissimo successo, che poi replica il successo di quando una specie di magia uscì nelle librerie, che è stata una grande soddisfazione per il sottoscritto e che ha dato anche l'opportunità di mettere su un cortometraggio, anch'esso fortunatissimo. Ecco, su questo io però voglio parlare, perché è stato un cortometraggio molto interessante con attori importantissimi, che ha permesso, oltre che la divulgazione in sé per sé dell'opera letteraria, anche di un progetto importante legato al mondo dell'HIV. Sì, abbiamo promosso la prevenzione contro l'HIV attraverso questo strumento cinematografico che in un primo momento sembrava una cosa, diciamo così, un progetto bello ma poco ambizioso. In realtà poi, quando sono arrivate i primi consensi, no? Abbiamo vinto a New York, abbiamo vinto a Hollywood, abbiamo vinto a Londra, a Parigi, abbiamo vinto persino il premio Troisi. A quel punto ci siamo resi conto di aver fatto qualcosa di veramente interessante e che i giovani nelle scuole italiane, quelle scuole che hanno avuto l'opportunità di vederlo, hanno gradito tantissimo. Questo ci fa pensare che magari nel nuovo Chi vuol vivere per sempre può esserci anche un progetto cinematografico? Guarda, ti rivelo che ho già scritto la sceneggiatura. Ah, bene. Adesso stiamo cercando. Ti sei portato avanti col lavoro. Sì, stiamo cercando il produttore, però vorremmo farne un film da cinema stavolta, un film più completo. Più completo, esatto. È vero, è vero. Beh, diciamo... Ricordiamo che nel cortometraggio non c'erano attori da poco, perché c'era Alessandro Haber, Stella Egitto, Mario Pinato, che ha lavorato anche insieme ad Al Pacino nel film The House of Gucci. Sì. Insomma, gente veramente brava, che ha dato un contributo importantissimo. Beh, è chiaro che anche il percorso cinematografico allarga un pochettino anche la visibilità del progetto. Sì, non c'è dubbio, il cinema aiuta, il cinema entra nelle case molto più semplicemente di un libro. Regalate un libro ai vostri figli. Bravo. E induceteli a leggere, perché è molto importante l'ascolto e la lettura. La lettura fondamentale, soprattutto, come dici bene, per i giovani. È anche vero che dietro questa preparazione tua e questo sviluppo di questa seconda opera sta continuando un tuo progetto legato al mondo egizio, no? Che è anche una tua grande passione, e come giornalista e come scrittore so che non abbandoni mai quel gancio che ti dà sempre emozione. L'Egitto è una mia vita parallela, tu lo sai. Ho talmente tanti progetti pronti, Ettore, che potrei citare l'opera lirica Tutankhamon, scritta insieme al maestro Lino Zimbone, e soprattutto sarà di scena prossimamente, tra l'altro. Sì, il 1° febbraio al Cairo, è scritta soprattutto grazie al soggetto del professore Zahi Hawass, che è il più grande egittologo del pianeta. È vero. Ma poi sto scrivendo altre cose. Ho già scritto l'Isiade, che è una tragedia egizia che vorrei mettere in scena.
ci sono tante cose. E poi ho pronto anche il romanzo da pubblicare appena decido, però è già pronto, già l'ho scritto, un romanzo su Cleopatra. In tanti hanno scritto su Cleopatra. È vero, anche troppi. Esatto, però in questo romanzo c'è un punto di differenza molto importante, i lettori lo apprezzeranno. Io voglio anche sottolineare la parola Io e Freddie. Per Freddie intendiamo la figura storica del musicista Freddie Mercury. Che legame ti ha portato a coinvolgerlo anche in questo progetto letterario? Guarda, scanso di equivoci, io quando Freddie Mercury era in vita e aveva successo, ho vissuto quei tempi, ma non ero un fan di Freddie Mercury. Ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo i Dire Straits. Questa è onestà. Sì, non ero un fan, per me era troppo commerciale, diciamo così. Sì. E quindi l'ho un pochettino trascurato. Poi a distanza di 30 anni, quando uscì fuori Bohemian Rhapsody, diciamo che è stato un pugno nello stomaco, perché, come dire, quel film mi ha detto: ma cavolo, tu l'hai vissuto, come te lo sei potuto perdere? E io non ti nascondo, me lo sono perso. Ho approfittato di questa figura straordinaria per inserirlo all'interno di questa storia, perché era il testimonial ideale contro l'HIV, per la prevenzione contro l'HIV. Infatti nel film Io e Freddie questa figura, diciamo, mistica viene vicino anche a quella che è la figura del protagonista. Certo, diventa la coscienza del protagonista, praticamente un fantasma, che certo, segue il protagonista e lo accompagna per la manina fino alla resilienza. Tutto questo in una specie di magia nel primo libro. Nel secondo, che è il titolo Chi vuol vivere per sempre, ci riporta anche questo a Freddie Mercury, no? Who Wants to Live Forever. Certo. Ci sono chiaramente dei riferimenti, perché poi il protagonista Andrea è sempre lui, aveva vissuto nel primo libro quella storia, e ogni tanto il lettore si accorgerà che ci sono dei riferimenti. Cioè, insomma, Freddie Mercury, una volta conosciuto bene nel tuo animo, non lo hai più abbandonato. Mai dimenticato. È vero. Allora, in conclusione, Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddie, Algra Editore, un editore giovane che crede molto in questa scrittura così facile, nel senso che usufruibile anche per un lettore che non legge con continuità i libri, perché piace, coinvolge, e soprattutto perché si continua a parlare di un grande problema che è l'HIV, ma anche il voler sempre mettersi in gioco, come nel caso la tua figura, che continua ancora a proporre nuovi progetti, perché anche per il 2026, come si vede dal nostro titolone qua nel video wall, ci porterà magari, come hai detto bene tu, ad un nuovo progetto sia cinematografico, credo, e anche letterario. Vediamo, andiamoci piano, perché ci vuole anche il tempo per fare le cose. È vero, io non dormo la notte, dormo 2 o 3 ore per notte, perché lavoro sempre. Ma gli scrittori dormono pochissimo. È un problema, le ho provate tutte, tisana, ashwagandha, di tutto. Perché quando il cervello elabora, niente. La notte sono costretto a produrre, e quindi vedremo adesso, magari parlerò anche col mio editore, faremo le cose per gradi e speriamo di fare delle cose gradevoli. Allora Francesco, un in bocca al lupo per questo straordinario nuovo progetto letterario. Cosa ti aspetti dal 2026? Mi aspetto di dormire di più. Auguro a tutti ovviamente un 2026 straordinario, a tutti i tuoi ascoltatori, a tutti i tuoi spettatori, e soprattutto a te, Ettore, che sei una persona, tu parli per gli altri, ma anche tu non dormi poco. È vero. Grazie a Francesco Santocono, oggi qui in questa giornata particolare per la presentazione della sua ultima opera letteraria, Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddie.
Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. 15ª stagione. Vi aspettiamo ogni mercoledì alle 19:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Assolutamente da non perdere.